Ieri il sindaco Mauro Armelao ha firmato un'ordinanza riguardante il ripascimento del Bacucco a Isola Verde per ripristinare la fascia litoranea per la protezione della costa a seguito delle mareggiate abbattutesi su Isola Verde ancora nel 2018. Il comune si affida alla ditta Bresciani di Portoviro, autorizzata dagli uffici competenti della Regione Veneto, la quale dovrà intervenire con 4 macchine operatrici. Queste dovranno potersi muovere e manovrare nell'area della battigia. Per salvaguardare l'incolumità delle persone sarà quindi fatto divieto di accesso e transito nelle aree interessate dai lavori, alle persone e ai mezzi non autorizzati. Sarà compito della ditta stessa usare tutti i mezzi necessari per evitare che le persone possano accedere e correre il rischio di farsi male.